Grazie al professor Consolo. Un saluto di Roberto Gotti-Pavero, direttore del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Prego. Buongiorno a tutti, sono veramente onorato, di dare questo saluto iniziale a questa giornata di studi su Stravinsky. Lo do a nome del Conservatorio e anche del Presidente del Conservatorio Giovanni Gioll. Il coinvolgimento del Conservatorio di Venezia è stato una cosa veramente che ci ha stimolato, ci ha onorato, e per questo ringraziamo il pensiero che ha avuto il maestro Panni nel pensare a noi per un paio di cose. Ecco, non solo l'esecuzione che faremo di alcuni brani di Stravinsky, alcuni brani che erano pensati per essere eseguiti proprio sulla tomba, quindi con organici contenuti e pratici dal punto di vista proprio logistico. Purtroppo questo momento non ci è stato possibile realizzarlo sulla tomba di Stravinsky, che tra l'altro è un luogo veramente emozionante per chi ha avuto la fortuna di visitarlo. Commuove e tocca l'animo, perché ecco, sapere che una personalità enorme come quella di Stravinsky sia così alla portata non solo dei veneziani ma anche tanti visitatori che vengono appositamente per rendergli omaggio, è veramente qualcosa di profondamente emozionante. Ecco, quindi i brani che eseguiremo sono piccoli brani, 3 pezzi per clarinetto solo, 3 pezzi per quartetto d'archi, l'elegia nella versione per violino solo, l'ottetto per strumenti a fiato, e poi abbiamo un piccolo coro a cappella che eseguirà l'Ave Maria e Pater Noster. Questo è il nostro piccolo contributo, oltre a ospitare una mostra di acquerelli di Gaetano Pompa, Mutmaßungen su Stravinsky, che è molto bella perché si riconosce in ciascuno di questi acquerelli l'identità di un brano specifico che rappresenta appunto la produzione stravinskiana. Ecco, noi siamo veramente felici, onorati, e ringraziamo l'Istituto Veneto per le Scienze e Lettere d'Arti e l'Istituto Italiano per la Storia della Musica. Grazie.